Il geologo Salvatore Talmi, consigliere delegato per la provincia di Agrigento dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia, associandosi a quanto già precedentemente ribadito dall'Ordine degli architetti di Agrigento, da quello degli agronomi e dottori forestali, dal Collegio dei periti agrari, dall'Ordine degli ingegneri di Agrigento, facenti parte tutti alla rete delle professioni tecniche, lancia un grido d'allarme sull'assenza di risorse stanziate per la provincia di Agrigento nel PNRR. Il professionista geologo Talmi dichiara: faccio un accorato appello al fine di stanziare i fondi per realizzare le grandi infrastrutture per prevenire il contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico per i fenomeni di dissesto idrogeologico e la vulnerabilità del territorio, eliminandone anche le criticità interferenti. Per Salvatore Talmi, i geologi ribadiscono come il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza a causa degli impatti della popolazione sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. Il forte incremento dovuto alle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a frane e alluvioni e quindi del rischio. La mappa del dissesto idrogeologico esiste ed è aggiornata dall'ISPRA, tenendo conto delle informazioni rilevate dalle autorità distrettuali di bacino. Secondo il rapporto dell'ISPRA sarebbero infatti 7 milioni le persone che risiedono in territori vulnerabili, più di 1 milione vive in aree pericolose di frane elevata e molto più elevata di 6 in zone pericolosità idraulica nel nuovo scenario meteo. Sul tema delle infrastrutture, la rete delle professioni tecniche, continua Talmi, a cui aderiscono gli ordini professionali dell'area tecnica, sta organizzando per il prossimo autunno un evento finalizzato a lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché siano investite dalle nuove risorse per il contrasto alle conseguenze del cambiamento climatico, sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio, sulla realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto dell'Agrigentino, il quale rimane ancora una volta tagliato fuori dai grandi collegamenti con pesantissime ricadute su tutto il territorio e il sistema socio-economico regionale.